Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nell'imminenza della solennità di Pentecoste non possiamo non parlare del rapporto che c'è tra la speranza cristiana e lo Spirito Santo. Lo Spirito è il vento che ci spinge in avanti, che ci mantiene in cammino, ci fa sentire pellegrini e forestieri e non ci permette di adagiarsi e diventare un popolo sedentario. La lettera agli Ebrei paragona la speranza a un'ancora e a questa immagine possiamo aggiungere quella della vela. Se l'ancora è ciò che dà alla barca la sicurezza e la tiene ancorata tra l'ondeggiare del mare, la vela è invece ciò che la fa camminare e avanzare sulle acque. La speranza è davvero come una vela. Essa raccoglie il vento dello Spirito Santo e lo trasforma in forza motrice che spinge la barca, a seconda dei casi, al largo o a riva. L'Apostolo Paolo conclude la sua lettera ai Romani con questo augurio. Sentite bene, ascoltate bene, che bell'augurio. Il Dio della speranza vi riempia nel credere di ogni gioia e pace, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo. Riflettiamo un po' sul contenuto di questa bellissima parola. L'espressione Dio della speranza non vuol dire soltanto che Dio è l'oggetto della nostra speranza, cioè colui che speriamo di raggiungere un giorno nella vita eterna. Vuol dire anche che Dio è colui che già ora ci fa sperare, anzi ci rende lieti nella speranza, lieti ora di sperare e non solo sperare di essere lieti, è la gioia di sperare e non sperare di avere gioia. Oggi, finché c'è vita c'è speranza, dice un detto popolare. Ed è vero anche il contrario, finché c'è speranza c'è vita. Gli uomini hanno bisogno di speranza per vivere e hanno bisogno dello Spirito Santo per sperare. San Paolo, abbiamo sentito, attribuisce allo Spirito Santo la capacità di farci addirittura abbondare nella speranza. Abbondare nella speranza significa non scoraggiarsi mai. Significa sperare contro ogni speranza, cioè sperare anche quando viene meno ogni motivo umano di sperare, come fu per Abramo quando Dio gli chiese di sacrificargli l'unico figlio, Isacco, e come fu ancora di più per la Vergine Maria sotto la croce di Gesù. Lo Spirito Santo rende possibile questa speranza invincibile, dandoci la testimonianza interiore che siamo figli di Dio e i Suoi eredi. Come potrebbe colui che ci ha dato il proprio unico Figlio non darci ogni altra cosa insieme con Lui? La speranza, fratelli e sorelle, non delude. La speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
Per questo non delude, perché c'è lo Spirito Santo dentro che ci spinge ad andare avanti, sempre avanti. E per questo la speranza non delude. C'è di più. Lo Spirito Santo non ci rende solo capaci di sperare, ma anche di essere seminatori di speranza, di essere anche noi, come Lui e grazie a Lui, dei paracliti, cioè consolatori e difensori dei fratelli, seminatori di speranza. Un cristiano può seminare amarezze, può seminare perplessità, e questo non è cristiano. E tu, se fai questo, non sei un buon cristiano. Semina speranza, semina olio di speranza, semina profumo di speranza e non accetto di amarezza e di disesperanza. Il beato cardinale Newman, in un suo discorso, diceva ai fedeli: istruiti dalla nostra stessa sofferenza, dal nostro stesso dolore, anzi dai nostri stessi peccati, avremo la mente e il cuore esercitati ad ogni opera di amore verso coloro che ne hanno bisogno. Saremo a misura della nostra capacità consolatori ad immagine del Paraclito, cioè dello Spirito Santo. E in tutti i sensi che questa parola comporta, avvocati, assistenti, apportatori di conforto. Le nostre parole e i nostri consigli, il nostro modo di fare, la nostra voce, il nostro sguardo saranno gentili e tranquillizzanti. E sono soprattutto i poveri, gli esclusi, i non amati ad avere bisogno di qualcuno che si faccia per loro paraclito, cioè consolatore e difensore, come lo Spirito Santo si fa per ognuno di noi che stiamo qui in piazza, consolatore e difensore. Noi dobbiamo fare lo stesso per i più bisognosi, più scartati, per quelli che hanno più bisogno, quelli che soffrono di più. Difensori e consolatori. Lo Spirito Santo alimenta la speranza non solo nel cuore degli uomini, ma anche nell'intero creato. Dice l'Apostolo Paolo, questo sembra un po' strano, ma è vero. Dice così, che anche la creazione è protesa con ardente attesa verso la liberazione e geme e soffre come le doglie di un parto. L'energia capace di muovere il mondo non è una forza anonima e cieca, ma è l'azione dello Spirito di Dio che alleggiava sulle acque all'inizio della creazione. Anche questo ci spinge a rispettare il creato. Non si può imbrattare un quadro senza offendere l'artista che lo ha creato. Fratelli e sorelle, la prossima festa di Pentecoste, che è il compleanno della Chiesa, Pentecoste. In questa prossima festa di Pentecoste ci trovi concordi in preghiera con Maria, la Madre di Gesù e nostra, e il dono dello Spirito Santo ci faccia abbondare nella speranza. Dirò di più,
ci faccia sprecare speranza con tutti quelli che sono i più bisognosi, i più scartati e per tutti quelli che hanno necessità. Grazie.